bello. Bello. Sì, io ho la porta aperta, Non è al caldo, però a lui piace stare lì. Ciao, poi. È bello, poi. Io chiudo un sì. Tra un po' devo farlo uscire. Dunque, voi non mi vedete? Sì, qualcosa. Sono in macchina, sto andando, oggi è il 12, e sto andando a trovare la mia amica in quel della Valle del Comelico. Vado nel ghiacciaio praticamente, nel ghiacciaio. A 2 semafori hanno messo addirittura uno basso e uno alto. E chiaramente le strade sono quello che sono, ci sono 1200 semafori in un tratto di non tantissimi chilometri, però sono partita tardi perché sono le 3. Sono partita tanto tardi rispetto a quello che avevo preventivato, perché sarei voluta partire alle 2, ma alle 2 stavo ancora tentando di farmi da mangiare e sistemando casa, perché Franz neanche non è a casa e quindi ho dato una sistemata per non tornare stasera e avere tutto un casino. Solo che per arrivare lì mi ci vuole del tempo e poi dovrò andare piano. Lo so che non mi vedete, ma dovrò andare piano perché quella strada lì è molto fredda, cioè è ghiacciata. Comunque vado a trovarla perché le vado a portare il regalo per Natale, e poi le ho preso anche a lei e a suo marito 2 calendari dell'avvento. Qua abbiamo un altro rosso, che palle però, e anche perché poi lei è incinta, aspetta 2 gemelle e volevo anche andare a trovarla per quello, insomma. Poi è da diversi anni che non ci vediamo così per trovarci, così per chiacchierare. Io le andavo a trovare quando ancora lavorava in negozio, ma adesso è in maternità, non lavora più e quindi non ho più modo di andare a trovarla se non andando a casa sua, e che la strada d'inverno non è bella, però basta andare piano. E questo è l'aggiornamento di quest'oggi. Io è un po' che non vloggo più, ma sono state giornate molto impegnative e quindi questo è. Dai che si riparte. Su, che è verde. Questa strada è infinita. Dopo vi dico quanti chilometri sono fino a casa sua. Cosa c'è? E quindi? Pippo? Mau? Mau? Ah, va bene. Hai sentito cosa ha detto? Chissà cosa ha detto. Vero, Bibi? 13 dicembre. Nevica. Fortuna che doveva migliorare questa sera il meteo. Sì, nevica. E fiocconi giganti, tra l'altro, ma questa è neve sciroccosa e mi sta a pioggia, è pessima, però sta iniziando ad attaccare per terra. Ah, non vi ho più detto, ieri praticamente da casa a casa della mia amica è un'oretta di strada. Ci si sta anche di meno se non c'è. Il problema è che ci sono 4 semafori, cioè almeno ieri c'erano 4 semafori, mi pare. Cioè pieno di lavoro in corso. Vabbè, erano 40 qualcosa chilometri. Che schifo sto tempo, ragazzi. Proprio pessimo. Sì, questa è la neve, quella sciroccosa, è acqua pura. La neve da incidenti questa. Eccolo qua, mio bambino. Ti ha chiuso la porta. Amore. Ma ti ha chiuso la porticina. Ma povero gattino, non c'hai neanche la cuccia perché te l'ho messa di dentro prima. Ma certo. Adesso entriamo. Certo, adesso entriamo, amore. Ti ha chiuso di fuori. Sei andato, hai provato questa cuccia qua, è bellissima, sai? Ecco, e ci va bene, andiamo dentro. Fai come vuoi, come fossi a casa tua. Prego, vuoi entrare? Vai. No? Hai provato questa cuccia? Fammi sentire. No. Non eri nella cuccia, amore. È telefono questo, sì? Tu non... oggi, amore mio, dimmi. Hai fame?
ancora un po' di pappa? Vuoi ancora un po' di pappa? No, non farmi le botte. Tira giù quella zampina. Sei un matto. Andiamo. Ciccione, eccolo qua. E gli metto la cuccia lì che così sta un po' in casa, ma non posso tenere la porta aperta tutta la notte. Allora, 14 dicembre, lavanderia. Sempre situazione lavanderia. Questo stendino io lo adoro, è più alto di me, ma lo adoro veramente. Allora, ho acceso il fuoco, sì, ma guardate qua, è vuoto, non c'è più quell'affare ingombrante. Adesso è vuoto finalmente, che bello. È vuoto, sì. Ne ho approfittato per pulire perché sono venuti dentro con il traspallet per portarlo fuori e quindi perché altrimenti sarebbe stato da smontare qui in casa il forno. Io dico smontare, sarebbe stato il forno. La stufa in maiolica sarebbe stata da smontare in casa e anche no. Ho dato una lavata chiaramente. Bue, sei entrato, sì? Si vedono le impronte. Bue, io ho visto che sei entrato. Adesso dove sei andato? Devo prendere un po' di legna anche. Tanto qua. Ah, ma c'ho Lidia. Ne ho approfittato e anche dato una passata al pavimento in camera. Però mi sa che qua per asciugarsi ci starà un secolo. Vabbè, e visto che ho fatto sto lavoro qua, ho anche tolto la tela dal divano. Ho buttato di fuori tutte le cucce, devo passare l'aspirapolvere su tutte, però non credo che sia carica l'aspirapolvere. Però devo farlo. Non ho neanche preparato il pranzo, ma io mi sono mangiata quello che c'era di già pronto. La mia dieta, alimentazione va come va, nel senso che o ti prepari tutto veramente prima, fai proprio meal prep, lo chiamano, ecco, altrimenti è impossibile seguire un'alimentazione proprio perfetta, ecco, come da dieta, come oh madonna, sono caduta, ho perso l'equilibrio. È impossibile seguire un'alimentazione come da foglio che mi ha dato. Si era incastrato il coperchio. Bene, sempre meglio. Allora, ho messo la bieta là, però secondo me avrei fatto prima bollendola. Sapete cosa posso fare? Che io in realtà potrei fare una cosa del genere che cancella un attimo. Allora facciamo così. Ok, alta pressione. Ok. Potrei fare 3 minuti. Questo non serve. Questo va bene così. Vediamo. Potrei fare a pressione che fa prima, sinceramente. Anche perché è già calda, quindi dovrebbe cuocere prima. Ieri avevo fatto le patate così e tempo zero erano cotte. Vi avevo detto che avevo acquistato qualcosa, avevo fatto intravedere un po'. Non è il bimbi, non è... Cosa mi era stato detto da Arianna? Il bimbi o... Ah, quello del Lidl. No, niente, è l'Instant Pot. E ho deciso di comprare la pentola a pressione perché mi velocizza molto. Siccome io non sono una persona, lo sapete, che ama far da mangiare, questa mi aiuta tantissimo. Tipo c'è la pasta e fagioli e pasta e ceci uguale, viene una favola. Tempo 13 minuti, hai tutto pronto. È bellissimo. 10-13 minuti, adesso dipende un attimo, però è una favola. Cioè. Vabbè, comunque... vista la mia alimentazione mi aiuta molto e posso anche preparare della roba in anticipo. Qua sul fuoco ho messo la roba per Franz, lì, mentre qua invece la verdura. Allora, sulla nuova alimentazione ho delle cose da dire, nel senso che per me è alquanto difficile finire i piatti. Sì, sono sempre sporca,
far fuoco e così, faccio fatica a finire i piatti, quello che ho nel piatto, cioè per me è troppo. Non l'ho ancora detto alla nutrizionista, ma la prossima settimana avrò il controllo e quindi glielo dirò. Sto provando lo stesso, però vedo che veramente faccio fatica a mandar giù perché non ce la faccio, cioè lo stomaco pieno, non riesco. Tipo ieri sera minestrina con la pasta, quindi niente pane, c'era solo la pasta come carboidrato, 3 uova, le ho fatte all'occhio di bue perché io le preferisco e lo so, mi viene mal di pancia, ma provo lo stesso a mangiarlo, ho detto ci provo lo stesso. Sì, mi fanno un po' di mal di pancia, ma non quanto la frittata, perché nella frittata l'uovo è troppo cotto. Dovrei lasciarla un po' più indietro. E lei mi ha detto che i tuorli troppo cotti danno proprio problemi all'intestino. E quindi sto cercando di fare come ha detto lei. E poi ho mangiato verdura. Io ieri sera non sono neanche riuscita a finire le uova. Disastro, disastro. Tutto ciò per dire che non riuscendo a fare movimento, probabilmente queste dosi sono troppo per me. Se io invece mi muovessi, sarebbero giuste. Cioè avrei la fame giusta, avrei la fame per poter finire i piatti, no? Non so quando uscirà questo video. Tutti i video, i vlogmas sono stati registrati in anticipo perché sapevo che avrei avuto serie difficoltà con le tempistiche e quindi li ho registrati tutti durante la scorsa settimana perché è davvero un impegno. Io me ne sto rendendo, quest'anno me ne sono resa ancora più conto di quanto sia impegnativo fare un video al giorno. E l'ho detto tante volte, ma quest'anno me ne sono proprio resa conto, ancora di più. Comunque niente, oggi devo prepararmi, devo tagliare i capelli a Franz, devo fare una bella doccia, prepararmi e stasera andremo a una cena, non qua, infatti partiremo verso le 5:30 in modo da avere tutto il tempo possibile per arrivare senza dover fare tutto di corsa, perché già siamo abbastanza di corsa e niente, questo è. Sarei dovuta andare a fare spesa questa settimana, ma non ci sono neanche andata, sto tirando avanti con quello che c'è e fortunatamente riesco a gestirmi i pasti lo stesso con quello che abbiamo in casa, però dovrò andare